Viveracqua è il consorzio che riunisce le 12 società a capitale interamente pubblico con affidamento in-house per la gestione del servizio idrico integrato nel Veneto. E sono società che nel corso degli anni si sono strutturate, portano avanti un tipo di gestione industriale che dà risultati efficienti e con livelli di servizio sicuramente apprezzabili e in crescita. A fronte di circa 1 miliardo di euro di volume d'affari, nel 2020 abbiamo investito quasi 400 milioni di euro, quindi anche l'importante componente degli investimenti nelle infrastrutture è in aumento, siamo intorno ai 77 euro ad abitante. Questo cosa significa? Che anche società pubbliche, indipendentemente dal tipo di affidamento, possono fare efficienza. A fianco a questa cosa abbiamo l'importanza di ARERA, della regolazione indipendente. E questo sicuramente ha portato benefici nel settore, ci ha aiutato negli ultimi anni a guadagnare in termini di credibilità, soprattutto nei confronti dei creditori del sistema bancario principalmente. Riteniamo quindi che il disegno di legge concorrenza debba tener conto di questi importanti aspetti per non andare a penalizzare un settore che sta producendo risultati.